Eccola qui la macchia nera, siamo nel tratto di mare delle Pergole in territorio di Realmonte. A lanciare l'allarme Mare Amico. Secondo l'associazione ambientalista di Agrigento si tratterebbe di olio esausto abbandonato in acqua da chi ovviamente non ha rispetto per la salute e l'ambiente, questione di civiltà. Inevitabili le ripercussioni in termini di inquinamento sul mare e sulla spiaggia realmontina. In serata la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha recuperato il bidone, ma i danni sono notevoli. Ed a Realmonte, alla vicina Porto Empedocle, dove nei giorni scorsi si è registrato un cospicuo sversamento di liquami nella spiaggia di Lido Azzurro. Il sindaco della cittadina marinara, Ida Carmina, ha esteso il divieto di balneazione, di fatto raddoppiandolo. Non si potrà fare il bagno nell'arco di 400 metri a ridosso del torrente Re, 200 a destra e 200 a sinistra. Lo sversamento è stato causato dal cattivo funzionamento della centralina di sollevamento dei liquami nel piazzale Kenya. Gli operatori economici su tutte le furie per il ripetersi dell'inconveniente. La speranza è che da qui alla prossima stagione estiva Girgenti Acque e il comune empedoclino trovino l'intesa sulla realizzazione di una vasca di raccolta che impedisca ai liquami di sgorgare sulla spiaggia e in mare in caso di cattivo funzionamento della centralina.